Presidente, Udine è la terza nuova sede del Nucleo di tutela per il patrimonio. Non è stata scelta a caso, è scelta per una storia ovviamente che deriva anche dai tempi del terremoto, ma anche perché ha una posizione strategica. Esatto, è stata scelta sicuramente e non a caso facciamo l'inaugurazione nel quarantennale del terremoto per il grande lavoro che venne fatto allora di ricostruzione e di consolidamento anche del nostro patrimonio artistico e culturale. D'altra parte però ci troviamo ancora su un confine delicato, e quindi la nostra centralità in Europa ci permette di essere una punta di diamante per quanto riguarda i beni culturali e per quanto riguarda l'azione non solo preventiva ma anche evidentemente di intervento successivo ad eventuali reati, e ci permette ovviamente di avere anche un bacino di interesse che riguarda ormai una forza transfrontaliera. Per quanto riguarda però Udine, vale la pena ricordare che siamo la seconda città italiana dopo Roma ad avere NAS, NOE e beni culturali nella stessa sede. Credo che questo sia una grande eccellenza e sia anche una grande opportunità per il nostro territorio. Il primo passo verso la candidatura dell'Italia a questa guida non solo della tutela del patrimonio, ma anche una sorta di diplomazia culturale, l'ha definita lei. Abbiamo già fatto molti passi in questa direzione. I carabinieri per la tutela del patrimonio hanno una storia lunga, piena di risultati importanti, come abbiamo visto anche oggi, nel recupero delle opere trafugate illecitamente. L'Italia, da quando il terrorismo internazionale ha scelto di colpire i luoghi della cultura, siti archeologici, musei, monumenti in giro per il mondo, e di distruggerli perché sono per loro il simbolo di culture diverse, mentre sono uno strumento di conoscenza, di dialogo, di incontro tra i popoli, l'Italia ha sollecitato l'UNESCO e le Nazioni Unite perché ci sia un'azione della comunità internazionale, i caschi blu della cultura, pronti ad intervenire per prevenire, per contrastare, per recuperare dopo che i danni sono stati fatti. L'UNESCO ha votato all'unanimità questa proposta, ha invitato i singoli stati nazionali a costituire delle task force nazionali. Noi siamo il primo paese a averlo fatto. Questa task force è fatta in parte dai carabinieri per la tutela del patrimonio, che sono un'eccellenza riconosciuta in tutto il mondo, e in parte da restauratori, architetti, storici dell'arte. Quindi noi siamo pronti e sentiamo che l'Italia sui temi della cultura e del patrimonio ha un dovere di essere paese guida nel mondo. Ministro, due accenni in regione, il primo su Aquileia, che sta avendo un rilancio molto importante, il secondo su Miramare, che avrebbe bisogno di un rilancio importante. Ma Miramare avrà un rilancio importante. A Aquileia c'è una fondazione che sta lavorando bene e stiamo ragionando proprio in queste settimane. Io ho incontrato la Presidente Serracchiani, il Sindaco, il Presidente della Fondazione, stiamo ragionando di allargare il perimetro dei beni culturali gestiti dalla Fondazione, in modo da dare unità anche ad un visitatore, un turista che arriva a Aquileia, che non si può trovare enti diversi che hanno orari, competenze, criteri diversi. Miramare è uno dei nuovi 10 musei autonomi che avranno un'autonomia di bilancio contabile, amministrativa, fiscale, che avranno finalmente la possibilità di decidere il proprio futuro, di trattenersi le risorse, e il direttore sarà scelto con una selezione internazionale, come per i primi 20 musei, che è già in corso, nel senso che il bando è aperto, vedremo chi farà domanda, ma sono sicuro che si potranno fare scelte di grande qualità. Senta, per quanto riguarda la rete museale di Udine, le richieste chiaramente del primo cittadino? Il primo cittadino ha rivendicato giustamente un sistema museale che funziona. Il lavoro che noi stiamo facendo con l'ANCI è esattamente, con un tavolo permanente, è esattamente quello di raccordare l'azione dei musei dello Stato con quella dei musei civici. Quando un visitatore arriva a Udine o in qualsiasi città d'Italia, gli interessa molto poco se il museo è del comune o dello Stato e della regione, gli interessa un sistema museale integrato che funzioni, che abbia la possibilità di acquistare un unico biglietto. Stiamo lavorando su questo, insomma, penso che presto arriveremo ad avere un sistema nazionale integrato. Udine è stata scelta come terza città per la sede, diciamo, del nucleo di patrimonio e di tutela del patrimonio. Ha anche una funzione, diciamo, strategica per la sua posizione. È la terza nuova sede, le sedi in Italia sono con Udine 15. Udine naturalmente, come il Friuli Venezia Giulia, ha una posizione centrale in Europa. Per molti anni, quando il mondo era diviso in blocchi, era come trovarsi alla fine di una strada. Il cambiamento degli equilibri geopolitici, che continuerà nel futuro, mette questa regione, questa città esattamente al centro dell'Europa, e quindi averlo qua significa poterlo usare anche come strumento di dialogo con altri paesi.